Pensiero del giorno, domenica 11 agosto. Adorare Dio. Quando l'uomo si raccoglie ad adorare Dio, che è presente nel suo cuore, non ha l'impressione di chiudersi in se stesso o di rimpiccolirsi. Al contrario, si apre ad orizzonti più ampi di quelli contemplati dall'alto e più ampi di quelli racchiusi dalle miriadi di stelle. È la dimensione dello spirito che supera ogni limite. L'anima si immerge in abissi d'amore e spesso scoppia in lacrime davanti a coloro che serve in modo inadeguato, ma con i quali è più intima che con se stessa. Chiara Lubick, Meditazione 2, Città Nuova, pagina 16. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.